termovalorizzatore a Manzano? Pare di sì. Alcune nostre fonti ci hanno segnalato questa ipotesi molto probabile con una data ben precisa, settembre 2015. Si tratta della nuova Romano Bolzico, sita nella zona industriale sud a pochi passi dal centro abitato di Manzinello. Una storia, anzi un calvario per la precisione, di decenni. Doveva essere il fiore all'occhiello in tema energetico, alimentata dagli scarti di lavorazione provenienti dalle fiorenti fabbriche dell'allora distretto della Sedia. Poi la crisi del settore e varie vicissitudini giudiziarie l'hanno fatta entrare al centro della cronaca regionale. Inquinamento ambientale, tresche poco chiare nella gestione e un incendio doloso ne hanno decretato la sua fine. Anche il comitato cittadino di Manzinello, da sempre contro l'ecomostro, pensava di aver scritto la parola fine, ma i titoli di coda non sono ancora partiti. Meglio di Lazzaro e dell'Araba Fenice, il termovalorizzatore sta per avere la sua nuova primavera? Eppure l'area a Manzano è cambiata con il passaggio drastico da una guida pluridecennale di centrodestra, accusata di fare gli interessi dei padroni, con tanto di messa alla berlina di suo podestà Daniele Macoric, a quella di centrosinistra dal volto umano, ma che pare, il condizio è sempre d'obbligo, non tale. Noi il sasso l'abbiamo lanciato e siamo sicuri che in testa è arrivato. Attendiamo, come il cinese, risposte da chi di dovere, nell'interesse del cittadino, visto che in Italia il popolo, secondo la Carta Costituzionale, è sovrano.